Posto. Allora c'è un saluto del Presidente Ciambetti. Prego, sento pianissimo però io, sento lontanissimo. Però ditemi quando posso partire. Prego. Prego. Non ho sentito. Può partire. Grazie Davide. Allora, intanto sono ben lieto di darvi il benvenuto ai seminari del lunedì del Consiglio regionale del Veneto. Un appuntamento che in realtà è la seconda parte di una più ampia riflessione che il professor Feltrin, coadiuvato da Serena Menoncello, ha dedicato ai sistemi elettorali. Benvenuti anche a chi ci segue da remoto o chi ci vedrà in differita, rammentando che tutte le lezioni dei nostri seminari si possono scaricare e rivedere nelle pagine Facebook o nel canale YouTube del Consiglio regionale. Io non voglio sottrarre tanto tempo al professor Feltrin, che è sicuramente molto più interessante del suo sito. Mi limito a ribadire che un sistema elettorale non è solo un complesso di norme tesi a regolamentare la partecipazione dei cittadini e a definire i modi della rappresentanza, nonché a tradurre i voti in seggi. Un sistema elettorale è elemento costitutivo del mondo della politica, un elemento che condiziona la struttura dei partiti e quindi la qualità della rappresentanza politica e le forme elettive della democrazia. Il sistema elettorale è un elemento chiave della democrazia e permette l'esercizio di un diritto. Da anni, peraltro, stiamo parlando di crisi dell'istituto della rappresentanza e per troppi oggi la democrazia è una crassa finzione, per dirla alla Hans Kelsen. Ecco che in questo contesto la riflessione del professor Feltrin sui sistemi elettorali con l'approfondimento odierno diviene uno stimolo interessantissimo, perché alla crassa finzione o alla stanchezza della democrazia è possibile porre rimedio, magari ripartendo da una democrazia più prossima ai cittadini, quella della sussidiarietà e delle regioni, che con la loro autonomia potranno ristabilire un dialogo forte con tutti gli attori sociali, anche in virtù dei sistemi elettorali capaci a completare le scelte dei cittadini. Il presidente della Bundesbank, Tim Mayer, ancora nel 1998, poco prima dell'introduzione dell'euro, parlò di due plebisciti su cui poggia le democrazie, quello delle urne e il plebiscito permanente dei mercati. E per oltre una ventina d'anni che il plebiscito permanente dei mercati e i suoi sommi sacerdoti hanno avuto la meglio sulla democrazia espressa dalle urne. Questo mutamento ha colpito le istituzioni nazionali, che dovevano essere un filtro tra politica e mercati, fra stati sempre meno padroni di sé e finanza globale, sempre più sgretolata e invadente e in grado di distruggere immense ricchezze. Dopo il crack del 2008, il caso recente delle banche statunitensi e della Credit Suisse è un emblematico e non è casuale che esso sia scomparso dalle notizie di stampa e televisioni nel volgere di pochi giorni. È passato quasi un mese dal crack della Silicon Valley e la 16ª banca per ammontare i depositi degli Stati Uniti, che gestiva oltre 200 miliardi di dollari. Non se ne parla più. Io credo che l'egemonia del plebiscito dei mercati e dei tecnocrati monetari e delle agenzie di rating capaci di abbattere governi, condizionare la democrazia occidentale, dovrà prima o poi fare i conti con il bisogno di partecipazione democratica, come le proteste in Francia, espressione di un bisogno crescente di politica vera, lasciano intendere. L'alternativa è devastante. Sappiamo bene, purtroppo, dove portò la crassa finzione denunciata da Hans Kelsen negli anni 20 del Novecento. Del resto non basta avere diritti, bisogna anche esercitarli, farli valere e pesare. E le urne e i sistemi elettorali sono la prima arma che il cittadino può usare. Ecco perché sono così importanti. Ho parlato fin troppo, lascio la parola al professor Feltrin che ci spieghi come i sistemi elettorali regionali pesano la volontà di chi esercita un diritto perché crede ancora nella democrazia. Grazie, buona giornata di lavoro a tutti. Grazie. Grazie al Presidente. E riprendiamo il filo del discorso. Questo è il terzo incontro, ne abbiamo un quarto il 17 aprile. Allora, prima osservazione. Riprendendo la prima lezione, il primo incontro, se vi ricordate, il primo incontro era sull'astensionismo. Okay?
Non so se qualcuno sta seguendo le elezioni in Friuli Venezia Giulia. Ieri sera alle 23 quant'era la partecipazione al voto? Più vicino, ecco. Sul 35, no? Tra l'altro bisognerebbe andargli a insegnare ai colleghi del Friuli Venezia Giulia come si presentano i dati. Se voi andate nel sito non c'è il totale regione, ci sono solo la partecipazione elettorale per le 4 province e non c'è la riga totale, per cui uno deve rifarsi a mano i conti per capire qual è il totale regionale. No? Vabbè, polemiche a parte su questo tema. Però è il 35. È davvero così? Come abbiamo visto nella prima lezione, nel primo incontro, c'è un problema di astensionismo apparente dovuto agli iscritti AIRE, che di sicuro non tornano in Friuli Venezia Giulia a votare. Quanti sono gli iscritti AIRE in Friuli Venezia Giulia? Sono 173.000 su 1.110.000 elettori. Se voi fate 170.000 diviso 1.110%, raggiungete il 15,5%. Siccome quasi nessuno degli iscritti AIRE torna in Friuli a votare, in realtà la partecipazione elettorale è intorno al 50% alle 23 di ieri e non al 35%. Chiaro? Ecco che conoscere un po' meglio evita di dire sciocchezze come spesso fanno i giornali il giorno dopo il voto. Allora, in questo caso adesso vedremo quanti saranno gli elettori alle 15, perché si vota anche il lunedì. Supponiamo che arrivino al 45%, mettiamo tra il 40 e il 45%. Ecco che grosso modo in Friuli Venezia Giulia è andato a votare il 60%, non il 40-45%. Il 60%, devo dire la verità, è una buona percentuale, molto più alta, ad esempio, della Lombardia e del Lazio a febbraio. Se vi ricordate, è buona regola non mettere le elezioni in periodi critici, quando ci sono vacanze, eccetera. Nel caso delle elezioni lombarde e laziali si è pensato bene di fare le elezioni la settimana del Festival di Sanremo. Bueno, per una settimana le uniche polemiche erano sul Festival di Sanremo. Ecco, questo per dire quanto importante sono le... Quanto importanti sono... Oh. Quanto importanti sono le regole di contorno. Noi pensiamo sempre solo ai voti, quanto importanti sono le regole di contorno. Il secondo punto preliminare, se vi ricordate, la volta scorsa eravamo arrivati a questo problema posto dalla Corte Costituzionale. In una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, seppure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che essere primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività. Ok? Questo eravamo arrivati ed è il motivo per cui la Corte Costituzionale ha sempre bocciato e censurato tentativi di riforma con premi di maggioranza troppo estesi. Ok? Con premi di maggioranza troppo estesi. Colgo l'occasione per... Vi ho detto che oggi avrei risolto un quesito posto da un vostro collega che è qui davanti con la barba, non so chi sia, ma come si chiama? Qua io non so, se non c'è il mouse io non faccio parte di ritardati digitali. Sì. Allora, per ragionare avevamo ragionato l'altra volta su questo punto, vi ricordate, ogni decisione
politica, cioè collettivizzata, ha un problema di costi interni, di rischi esterni. Ok? Abbiamo detto che il problema è irrisolubile se le curve sono fatte in un certo modo, no, non ci sono più i fogli dell'altra volta, ma che il problema è risolubile se chi prende la decisione rappresenta qualcuno, e in particolare la rappresenta attraverso le elezioni. Okay? Il problema posto dal vostro collega è sì, ma nella dimensione internazionale che si fa, insomma, no? Quando aumentano gli ordini di grandezza. Allora, il punto è il seguente, e qui vediamo questa teoria di questi due, Buchanan e Tullock, con 2 L e non con 3 L, ma insomma, ecco, questi sono gli errori di Stumpa. Anche in un grande paese, piccoli gruppi, se rappresentativi ed eletti, riducono i rischi interni. Questa è la teoria. No? Cioè piccoli gruppi decidenti, purché rappresentativi, ovvero eletti, vi ricordate che abbiamo detto che la rappresentanza può anche non essere elettiva. No? Le caste tuttora in India non sono elettive, però rappresentano. Il primo, secondo, terzo Stato in Francia pre-1789 rappresentava. No? A Venezia c'era rappresentanza, senza bisogno di elezioni. No? Vedete, cioè, non è detto che la rappresentanza debba essere, però sia elettorale è meglio. No? Perché questi gruppi, se vogliono essere eletti, queste minoranze, se vogliono essere elette, devono ottenere il voto della maggioranza. Ok? Però è utile capire cos'è questo sistema dei comitati o dei piccoli gruppi decidenti, questa teoria. È utile per 2 ragioni, perché si capisce meglio come funzionano, perché tutto sommato rispondano ai problemi degli elettori e anche perché ci aiutano a capire come funzionano gli uffici di presidenza, le conferenze dei capigruppo, no? O le commissioni che siano parlamentari o consigliari. Tutti e 3 questi esempi, ufficio di presidenza, conferenza di capigruppo, commissione consigliare o parlamentare, è un esempio di piccolo gruppo decidente. No? La regola decisionale, abbiamo detto, in questi piccoli gruppi decidenti è non votare. Unanimità presunta. Okay? O se si vota, lo si vota, come dire, per finta. Si discute per ore e poi si dice ok, abbiamo finito, abbiamo esaminato l'argomento, il presidente che governa la riunione, testa bassa, siamo tutti d'accordo, passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Votiamo? Sì. Siamo tutti d'accordo? Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Perché si comporta in questo modo? In modo da obbligare l'eventuale dissenziente a interrompere, a prendere la parola e dire no, io non sono d'accordo. Questo costa, no? Cioè, è una riunione che va avanti da 4 ore. No, ormai più o meno sono tutti. Ecco, come si fa a raggiungere l'unanimità presunta? Ci sono alcune regole di questa teoria. Prima regola, ci deve essere un piccolo gruppo. Quanto piccolo deve essere il piccolo gruppo? Quanto è consentito dalle relazioni faccia a faccia. Ok? Ad esempio questo non è un piccolo gruppo. Le commissioni consigliari da quanti sono formati? Da quanti consiglieri? Ecco, qui siete più di 20. Ok? Sì. Per forza, basta guardare le file. Ok?
Perché ci sia un piccolo gruppo decidente, io devo riuscire con gli occhi a controllare cosa pensano tutti quanti. No? Se adesso intorno a un tavolo, no? Quanto piccolo deve essere questo gruppo? Dipende dalle aspettative di durata, cioè più il gruppo si riunisce tante volte, più si riunisce tante volte per tanto tempo, più può essere grande. Non può superare i 30-40, però se io mi trovo tutte le settimane, 2 o 3 volte alla settimana per 5 anni, ci conosciamo tutti, vita, morte e miracoli, la sera andiamo a cena assieme a Roma, o cose di questo genere, quindi può essere più grande. Meno ci incontriamo, più piccolo deve essere il gruppo. Pensate alle riunioni di famiglia, ecco, tanto per un piccolo gruppo decidente. Aspettative di durata, il Consiglio regionale ha un'aspettativa di durata di 5 anni, quindi no? Il gruppo può essere anche di 20 persone. Ufficio di presidenza quanti sono? 5, più piccolo gruppo decidente. Capigruppo, riunione di capigruppo? 10, sono tutti piccoli gruppi decidenti. Incontri frequenti. Vedete, la quinta caratteristica che hanno questi gruppi, piccoli gruppi decidenti, è la diversa intensità delle preferenze. Se avessero tutti la stessa intensità delle preferenze su tutti i temi non funzionano. Ok? Per cui ci deve essere chi è più interessato alla caccia e pesca, chi è più interessato all'agricoltura, chi è più interessato all'industria, chi è più interessato alla sanità, ma non che siano tutti ugualmente interessati e solo alla sanità, se no ovviamente non funziona. Allora, queste sono le condizioni di base. Se ci sono queste condizioni di base, le decisioni vengono prese per cambi differiti nel tempo. Cioè, oggi io do una cosa a te e ho la ragionevole aspettativa che domani tu mi accontenterai. Quante volte capita? Sempre no. Cioè, tanto a me quella cosa interessa poco o niente, no? Ho la ragionevole aspettativa che quando c'è un tema che a me interessa, no, tu non faccia ostruzionismo, non stia a rompere le scatole, insomma, no? In qualche maniera. Ecco. Scambi differiti nel tempo oppure scambi laterali con altri comitati. Io ti do questa cosa qui nella Commissione Agricoltura, mi attendo che tu chiacchieri, parli con i tuoi e nella Commissione Industria mi dia, o nella Commissione Lavoro, eccetera, eccetera, mi arrivi qualcosa. Funziona così in tutte le assemblee parlamentari del mondo. Il ruolo principale perché un comitato, un piccolo gruppo decidente funzioni bene è il presidente. Un buon presidente di ufficio di presidenza, un buon presidente di commissione fanno la differenza. Perché sono loro che sanno gestire quali sono le materie bollenti da mettere per ultime, quali sono le materie che... Sono loro che decidono quanto si deve discutere un argomento, tanto, poco, vedere. Sono loro che conoscono tutto delle diverse intensità di preferenze dei membri dei comitati e quindi hanno in mano la gestione dell'ordine del giorno. Ora, ogni volta che la decisione viene portata all'assemblea è perché è già stata deliberata, è già stata macinata in un piccolo gruppo decidente. Commissione, in ufficio di presidenza, nei capigruppo. Quindi grandi organi deliberativi servono solo a ratificare decisioni prese altrove. Dove vengono macinate, deliberate, eccetera, e quindi riduco i costi interni. Ogni volta che invece si arriva al voto vuol dire che non ha funzionato il piccolo gruppo. Ogni volta che si va a maggioranza-minoranza stretta vuol dire che non ha funzionato. Oppure che c'è, ovviamente dobbiamo stare attenti alla forma, le opposizioni votano sempre contro, ma un conto è votare contro, un conto è fare opposizione. Non so se...
il Partito Comunista Italiano è stato all'opposizione per 50 anni, eppure anche negli anni 50 e 60, quando era più dura la battaglia tra maggioranza e opposizione, oltre il 99% delle leggi italiane erano approvate in commissione all'unanimità presunta. Sapete che nel Parlamento italiano, come in molti parlamenti del mondo, si possono approvare le leggi in commissione in sede deliberante. Okay? Oltre il 99% di tutta la legislazione italiana degli anni 50, 60, 70 veniva approvata tutta in commissione, tutta a unanimità presunta. Quindi vedete che il ruolo di maggioranza e opposizione ha questo. Questa è la fortuna delle cosiddette democrazie deliberative, cioè dove la deliberazione è fatta in sedi rappresentative, in piccoli gruppi decidenti, rappresentativi. E ho risolto il problema. Qual è il punto sollevato dal vostro collega? Che cosa succede con i grandi numeri? Se i grandi numeri sono interni a una nazione non c'è problema. Il piccolo gruppo decidente funziona negli Stati Uniti con 350 milioni di abitanti, funziona in India con 1,5 miliardi, 1,2 miliardi, 1,3 miliardi di abitanti, come funziona in un consiglio regionale di 5 milioni di abitanti. Quindi il problema non è il numero. Se rappresentanza e elezioni funzionano, non è questo il problema. Il punto è un altro, che le elezioni e la rappresentanza funzionano solo all'interno degli Stati. Appena esco dalla statualità, dallo Stato nazionale, è finita. No? Primo perché ci sono, avete sentito anche Ciambetti, il vostro presidente, altri soggetti che decidono. Nazionali, cioè, quelli non hanno nulla di rappresentativo. Secondo perché i rapporti tra Stati non seguono il principio della rappresentanza elettiva, ma seguono il principio dei rapporti di forza. Chiaro? I rapporti tra Italia, Francia, Stati Uniti e Russia mica sono regolati da meccanismi di rappresentanza o da meccanismi elettivi, sono semplicemente regolati dai rapporti di forza, delle singole interessi nazionali, eccetera. Hanno principi totalmente diversi da quelli che regolano la vita interna di uno Stato. Quindi la risposta alla sua domanda, come ha visto la risposta ha richiesto un lungo giro, per quello non l'ho fatta la volta scorsa, ecco. Ha richiesto un lungo giro, no? Però ha consentito di chiarire un punto delicato, cioè su come funzionano le assemblee elettive. Le assemblee elettive funzionano poco o nulla in sede plenaria, tutto il lavoro è nelle commissioni, nei piccoli gruppi, ed è giusto che sia così, in cui è possibile deliberare, cioè approfondire ogni singola questione. In un piccolo gruppo io posso dire la sciocchezza, perché posso esplorare le opinioni altrui. In un'assemblea devo difendere le posizioni. Quando io parlo in consiglio regionale o alla Camera del Senato è come se parlassi davanti a 50 milioni di persone. Quando io parlo in una commissione, non so qui come funziona in Consiglio regionale del Veneto, scopro di essere poco ferrato in materia. Di solito, ad esempio, le commissioni parlamentari fino a fine anni 80, fino a fine anni 70, ai cambi dei regolamenti, non c'era nessuna registrazione. Neanche verbale di quello che si diceva. Non so qui come funzioni. Di tutti gli parola per parola. Ecco, vedete? Ecco, c'è la possibilità, no? Perché è ovvio che lo stenografico parola per parola irrigidisce. Cioè, mentre certe cose è bene che non siano, se no non posso
trattare. Ok? Ultima parte su questo, poi entriamo nei sistemi elettorali, per quanto poco. Intanto riprendiamo, abbiamo anche un'altra lezione 17. Quando è più facile decidere nelle commissioni nei piccoli? Quando ci sono beni non capitali. Cosa si intende per beni non capitali? Beni che non riguardano la testa della gente, cioè i principi. Le grandi questioni ideali, oppure questioni di vita o di morte. Cioè io non decido via rappresentanza o via elezioni a chi dare il cibo durante la carestia in India. È chiaro? Non è una decisione che si può. Quindi beni non capitali, come non decido in un piccolo gruppo decidente divorzio, aborto, maternità surrogata, eccetera, eccetera. Quindi va escluso quei beni lì. Non decido la dichiarazione di guerra, eccetera, eccetera. Secondo, è più facile decidere su beni indiretti, cioè su gente, su questioni che non capitano direttamente sulla mia testa. Decidere in avanti, per il futuro, non per adesso. Ok? Che riguardano altri, scusate, indiretti, che riguardano altri, che siano differiti nel tempo. No? Qual è il problema di Macron? Che la riforma entra in vigore subito. Chi si ricorda la riforma Dini? Quando entrava in vigore? 10 anni dopo, 10 anni dopo. Cioè la riforma, c'era un periodo transitorio, la riforma entrava 10 anni dopo. È più facile decidere così, no? Che riguarda, indiretti perché riguarda gli altri, chi andrà in pensione fra 10 anni, no? Differita nel tempo, fra 10 anni. No? Quando dobbiamo prendere una decisione è meglio usare questi stratagemmi qui, e che riguardano beni monetari. Cioè è più facile decidere sui soldi che sui principi. Perché? Sui soldi si trova sempre l'accordo. Perché tra 0 e 1 miliardo ci sono 1 miliardo di posizioni intermedie. Cioè io l'accordo sulla compravendita della casa, della macchina, prima o poi, se c'è un minimo di capacità negoziale, la trovo l'accordo, no? Un po' più, un po' meno, si dividono le differenze, avanti questo qua, ok? Sui principi è più difficile trovare un accordo. Ecco, in genere ci vuole molto più tempo e molta più energia a risolvere problemi di beni capitali diretti, immediati e non monetari, che invece ad affrontare problemi non capitali, indiretti, differiti e monetari. Ci siamo su questo punto? Coincide abbastanza con la vostra esperienza dei lavori di commissione? La differenza tra commissione e aula? No? Sì. Guardo le facce. No. Lei? Visto che aveva fatto la domanda adesso. Dai mia. Sì, grazie. Devo premettere una cosa, io non sono in commissione da tantissimo tempo, più o meno 1 anno. Quindi... Quanti anni ha fatto di commissione? No, allora, ho fatto una commissione d'inchiesta che però ovviamente non contava. E di commissione vera e propria 1 anno, quindi sono colleghi che hanno molta più esperienza di me. Però devo dire la verità che su alcune cose credo che funzioni diversamente da come ha descritto lei. Quindi, per dire, noi registriamo tutto
con la stenotipia. È chiaro che a volte ci sono i fuori microfono che non vengono registrati. Poi della seduta viene redatto un verbale. Questo verbale, volendo, può essere anche pubblicato o dato a chi lo richiede. Detto questo, le procedure decisionali in commissione per certi aspetti si avvicinano perché, a quello che ha detto lei, perché nel nostro regolamento diciamo che il numero legale, non tanto l'unanimità, ma quanto il numero legale, viene dato quasi sempre per presunto, tranne quando bisogna aprire, che allora bisogna. E quindi da questo punto di vista c'è una certa vicinanza. L'unanimità invece è una cosa un po' diversa. Diciamo che per quello che ho visto io, la minoranza predilige l'astensione. Ecco, e questa è la stessa cosa. Quindi diciamo sostanzialmente le differenze sono un po' queste, ecco. Scusa un attimo, ecco. Chiedo comunque sintesi estrema, perché il professore deve scappare via più che altro. Rapidissimo, mi è venuto in mente una cosa che da tanto tempo non ricordavo quando lei spiegava questo aspetto. Ci fu una legislatura, ma chiedo ai colleghi che hanno più esperienza di commissione, di legislativo, in cui c'era la riserva di voto in aula. E credo fosse la legislatura in cui era presidente il consigliere Finozzi, ma correggetemi se ricordo male. Si era talmente diffusa questa prassi un po' atipica, tanto che a un certo punto si decise di non dare più spazio a questa particolarissima modalità di manifestazione del voto. Ma mi sembra che sia in linea con quello che diceva lei. Riserva di voto in aula, mi è venuto in mente adesso. Grazie. Ottimo. Come vedete, tenete presente sempre, oltretutto, che ci sono anche tutti i conciliaboli a latere, cioè ci si trova prima, durante, dopo, ecco, cioè molte cose che non si possono dire in commissione perché stenografate si dicono nei corridoi, ecco. Però ecco, è il buon funzionamento, cioè un sistema elettivo, democratico, rappresentativo funziona bene quando ci sono molte, no? Ci si trova molto spesso, ci si incontra, molto presenti, eccetera, eccetera. Chiuso. Ho dimenticato di dirvi che purtroppo all'1:45 bisogna chiudere, per fortuna per voi, perché ci sono le elezioni in Friuli, quindi c'è tutto... Boh, torniamo al nostro problema, no? Allora, come voi sapete ci sono due formule elettorali principali, maggioritarie e proporzionali. Nel tempo non è più chiaro cosa voglia dire. No, questo è quanto si insegnava a scuola ai miei tempi, all'università. Adesso vuol dire poco o nulla, no? Nel senso che è sempre complicato capire cosa significa maggioritario e proporzionale. Allora, vediamo qui. Esempio, noi pensiamo che il sistema maggioritario sia il cosiddetto, purtroppo in inglese è chiamato così, plurality inglese, no? E cioè il collegio, no? Il collegio unico uninominale, no? In cui chi prende più voti passa. D'accordo? Siamo così sicuri che sia un sistema maggioritario? Ad esempio, la Corte Costituzionale accetta i sistemi a collegio uninominale. Cioè non dice che i sistemi a collegio uninominale riducono la rappresentatività. Perché? Ecco, la risposta sta in questo. Cosa è successo nelle elezioni di mid-term nel 2022 negli Stati Uniti? Dove, sapete, vige collegio uninominale puro, no? Bene, i repubblicani hanno preso il 50,6% dei voti e il 51% dei seggi.
i democratici 47,8% dei voti e 49% dei seggi. Risultato perfettamente proporzionale. Oppure prendete il caso delle elezioni italiane del 2018, non queste ultime, quelle del 2018, no? Dove c'erano 3 partiti, 3 grossi blocchi, centrodestra, centrosinistra e 5 Stelle. Il risultato è stato perfettamente proporzionale, nonostante i collegi uninominali. Ok? Perché? Perché la questione dipende da come sono distribuiti i voti sul territorio nazionale. Se i voti del territorio nazionale sono distribuiti in maniera omogenea, più o meno simile, chi vince prende tutto. Io col 30-32% posso prendere 70% dei seggi. Ok? Ma se i voti, le intensità delle preferenze, le preferenze politiche sono distribuiti a macchia di leopardo, in Veneto vincerà la Lega, in Emilia vincerà il centrosinistra, al sud vinceranno i 5 Stelle e avanti così, no? E il risultato finale sarà più o meno proporzionale. Questo è accaduto negli Stati Uniti a novembre, no? Nel rinnovo dei Camera e Senato, ed è capitato nel 2018. Con lo stesso sistema elettorale del 2018, nel 2022 in Italia ha avuto invece un effetto maggioritario. Perché? Perché sono cambiati i rapporti di forza tra le forze politiche e quindi il centrodestra ha preso un'ultra maggioranza di seggi in Parlamento. E ha una maggioranza di quasi 57-55% dei seggi con il 47-48% dei voti, quindi ha preso come se avesse preso un premio di 10-12 punti. Quindi attenzione che la distinzione maggioritario proporzionale è più complicata della distinzione da collegio uninominale e proporzionale. Ok? Adesso cominciamo con è l'unica formula che vi mostro, poi le salto tutte. No? Nel caso del proporzionale, invece, voi sapete, ce ne sono 27.000 formule proporzionali, ma il seggio dipende, no, da numero voti diviso seggi. Io ho un quoziente e chi raggiunge quel quoziente ottiene il seggio. Punto. Ora, ci sono 27.000 possibilità di fare questa formula. Più io aumento il denominatore, più 1, più 2, più A, più è proporzionale. Tutto lì. No, ce ne sono svariate formule di tutti i tipi, eccole qui, scusate, dov'è? Metodo imperiali, Senlager, Danese, Huntington, di divisori. A mio avviso non vi interessa molto, è cosa per sadomasochisti come noi, no? Approfondire tutte queste formule, no? Quali i punti invece importanti che servono a capire? Vedete, quozienti. I punti importanti sono questi. Primo, ci sono delle soglie di sbarramento implicite, che anche se non sono scritte nella legge, sono date dal metodo di calcolo. Ok? Banalmente, vedete, avete varie formule di soglia implicita, no? Normalmente si dice che se io corro in un collegio uninominale, la soglia implicita è intorno al 30-35%. Se non prendo il 30-35%, in una gara a collegio uninominale dove ci siano 3-4 candidati, è difficilissimo, insomma, che ce la faccia. Oppure può essere anche molto elevata. Facciamo un esempio del Veneto. Qual è la soglia implicita in Veneto dove ci sono 50 seggi circa, 49 più 1?
Se io divido 100 diviso 49 ottengo 2. Poi ci sono i resti, 1,5, 1, 1,5. Se non aggiungo almeno l'1, l'1,5% dei voti non becco il seggio. Mi seguite? No. Ecco, queste sono le cosiddette soglie implicite. No. Le soglie implicite dipendono in prima battuta dal numero di seggi che devo assegnare. Più alto è il numero di seggi da assegnare, più bassa è la soglia implicita. 400 seggi alla Camera. La soglia implicita cosa diventa? Se non ci fossero soglie esplicite. 0, 2, 0, 3. No? 100 diviso 400. Mi seguite? 100% dei voti diviso 400 è 0,25. No, se non ci fossero soglie di badamento esplicite sarebbe bassissima. Già nelle regioni o nei comuni le soglie implicite salgono di molto. Altro problema tipico dei sistemi elettorali: come è fatta la scheda elettorale. Anche come è fatta la scheda elettorale comporta dei problemi. Qui avete due schede elettorali, questa è quella americana. Osservate come è fatta la scheda elettorale americana. In un unico blocco. No? Presidente e vicepresidente. Ok? Rappresentante del Congresso, rappresentante del Senato, no? District, contea e avanti di questo genere. Tutto in un unico affare. Poi è chiaro perché fanno casino nel contare i voti dopo. Guardate che razza di scheda elettorale che hanno, no? Inoltre queste benedette schede elettorali vengono bucate. Ci sono degli spilloni, come si faceva una volta. Qui ci sono pochi anziani, ma una volta lui se la ricorda. Una volta per mettere dentro nei computer si usavano delle schede perforate. Ecco, tuttora in America la conta dei voti avviene perforando con degli spilloni, no? E facendo cadere tutto quanto, con sistemi arcaici che producono questo risultato, che il paese in teoria più avanzato al mondo è più arretrato in termini elettorali. Avete visto anche nelle elezioni in midterm, prima di capirne qualcosa di come era andata, sono passati 15 giorni. Questo è un altro metodo, tanto per dire che la scheda elettorale conta. Si poteva mettere anche quella tedesca, poi accenneremo a quella spagnola. Questi sono in Australia. In Australia si possono ordinare le preferenze. Cioè do un voto ordinale si chiama, no? Cioè qual è quello che mi piace di più? 1 metto. Questo mi piace di meno? 5. Questo mi piace di più? 2, 3, 4. E si contano anche l'ordinamento delle preferenze. Quindi non solo il valore della preferenza, ma anche l'ordinamento. No? Prendo 5 voti, 4, 3, 2, 1 a seconda della graduazione. In Spagna si prendono dei foglietti fuori dal seggio e se li mettono dentro la busta. Cioè prendo il foglietto col nome del mio partito con i miei candidati e lo metto dentro una busta, dentro l'urna. Cioè vado nel seggio,
no? Tiro fuori questa cosa qui, fatta dai partiti, sono proprio cartaccia, e la metto dentro della busta e poi metto la busta dentro l'urna. E avanti così. Ora, tutti questi problemi di scheda elettorale influenzano molto anche l'esito, no? Ad esempio, in Germania c'è il voto di preferenza o no? No. Né in Spagna né in Germania, tutto lista bloccata. Eccolo qui. Voto di preferenza. È preferibile il voto di preferenza? È preferibile la lista bloccata? Decidete voi. Cioè, fa parte dei beni capitali, è questione di preferenza, appunto. No? Mettiamola così. Più i partiti sono legittimati, più si va alla lista bloccata. Più i partiti sono poco legittimati, più si va al voto di preferenza. Attenzione, vi ricordate quando ragionavamo di senior, major pars, gli anziani, eccetera, eccetera. Ecco, il partito degli anziani che decide quale lista di candidati presentare in ogni collegio e gli elettori possono solo approvare o non approvare. Anche l'ufficio di presidenza fa parte di questa logica. Senior, major pars. E avanti così. Bene. In Italia ci sono strane idee per cui 30 anni fa, 31 anni fa, 32 anni fa, si è fatto un referendum perché gli italiani non volevano più il voto di preferenza. Chi se lo ricorda? Vedete che 30 anni fa fu fatto un referendum molto partecipato e a larghissima maggioranza gli italiani hanno abolito il voto di preferenza. Adesso tutti lo vogliono. Vedete che le idee degli elettori mutano nel tempo, ecco, no? Mutano e cambiano nel tempo. Vale di più l'idea di 30 anni fa o l'idea attuale? Ecco, questo è un bel problemino. Quando faccio un referendum, una volta che l'ho fatto, vale o non vale? E fino a quando vale? Ecco, questa è una delle domande che pone la democrazia referendaria o diretta, no? Cioè, quando io decido una cosa, poi dopo quanto tempo posso fare un altro referendum su quello stesso tema? Rifletteteci, vedete, perché è il popolo che ha deciso, Una questione un po' delicata. Vediamo ancora altri problemi. Abbiamo visto la composizione dell'Assemblea ha problemi di o garantisco la rappresentatività o garantisco la governabilità. Abbiamo visto che la Corte Costituzionale, sulla base della Costituzione italiana, dice che a livello di assemblee nazionali deve essere garantita di più la rappresentatività. Punto e a capo. Questo non vale per le assemblee e gli organi elettivi subnazionali, per cui la Corte Costituzionale ha sempre riconosciuto la legittimità di premi di maggioranza a livello comunale, provinciale e regionale. Ok? Secondo punto, è più importante la rappresentanza politica o la rappresentanza territoriale? Anche qui il discorso è cambiato nel tempo. Allora, in prima battuta
Oggi prevale la necessità di rappresentanza politica, però nel tempo è aumentata la sensibilità alla rappresentanza territoriale. Cosa significa? Quanti seggi ha Belluno in base agli abitanti? 1. Ok? Quanti seggi ha Rovigo? Quasi 1, neanche 1, quasi 1. No. Ecco, la domanda è questa. Se Belluno, per via dei calcoli di distribuzione seggi, non gli viene assegnato nessun seggio, è rilevante o no? Cioè, se a Belluno viene meno la rappresentanza territoriale perché il partito tal di Italia l'ha preso a Vicenza o a Venezia, dove capita più spesso. Ecco, una volta non faceva problema, nel 70, 71, 75, 80. Belluno l'ha perso, pazienza. Oggi è sempre più rilevante. Qual è la questione? Provo a spiegarla in termini semplici e poi ci ragioniamo. Come voi sapete, spesso capita che io prendo 0, in termini il partito che ha preso più voti, prende 0,6 seggi. Allora io non posso dividere una persona e dare il 60% e dire tu hai preso 0,60, rappresenti Belluno per 0,60, ti taglio il 40%, 40% lo butto, e tu rappresenti uno 0,6. Quindi i problemi di arrotondamento portano spesso che i partiti peccano in seggio ma non in territorio. È sempre garantita la rappresentatività politica, ma non è detto che ci sia la rappresentatività territoriale. Ok? Il problema è irresolubile perché è un problema matematico. Il problema matematico è il seguente. Qui ci sono i collegi, Treviso, Venezia, Vicenza, Belluno, Rovigo, cosa manca? Verona, Padova, Tot, ok? E qui ci sono i partiti, Lega, FD, PD, 5 Stelle, eccetera. Ok? Allora, io divido i voti seggi, tutte queste belle cose qui, e ottengo questo risultato. No? Quanti ne ha la Lega in Consiglio regionale adesso? Nessuno lo sa. Supponiamo 15, 5, 6, facciamo numeri a caso, 3. Ne avrà 30, immagino. 34, ecco, d'accordo? Qui ho quanti spetterebbero su base territoriale. Quindi a Belluno 1, a Rovigo supponiamo 1 e agli altri cose. Ecco, non c'è nessun metodo matematico che riesca a riempire le celle perfettamente. Cioè io so bene come sono questi qui, quindi ho bloccato questi. Come si distribuiscono all'interno non c'è nessun metodo matematico per farlo. Ok? Proprio perché ci sono i resti, lo 0, aspetta che ho già visto cosa... lo 0, no? Ho preso un seggio 1,040, 1,40, 1,55. Come faccio? Non posso dividere le persone, quindi... ok? Su come trovare la soluzione migliore, no? Anche qui si sono spaccati la testa i matematici. Anche alcuni matematici americani, poi italiani, eccetera. Alla fine, alla Camera hanno adottato un modello, che è un'applicazione di 2 matematici italiani di un modello americano. Questo modello prevede il cosiddetto
tende a minimizzare l'orlittamento seggi, cioè il fatto che da Belluno vada qua, da Venezia vada qua, da Rovigo vada qua, eccetera, eccetera. Ok? Tende a minimizzarlo, non si può ridurlo in assoluto. Questo, come voi sapete, fa arrabbiare moltissimo i singoli parlamentari che dice no, ma io ho preso più voti qua, perché invece il mio seggio della Lega, che sarebbe a Belluno, è andato a finire a Vicenza e ho perso il seggio. No? Per cui fanno ricorsi su ricorsi, perdono sempre, perché tanto non c'è alternativa. No? Il modello attuale di minimizzazione seggi produce che alle ultime elezioni politiche gli slittamenti seggi sono stati 17, mi pare. 15, 17. Sono tanti e sono pochi. Su 400, per i poveri 17 disgraziati che hanno perso il seggio, sono tantissimi. No. Al momento, no, a meno che non venga fuori un nuovo genio matematico che trova la soluzione, non c'è alternativa. Questo vale anche per le prossime elezioni regionali. Per cui anche alle prossime elezioni regionali ci saranno contestazioni, eccetera, eccetera, eccetera. No? Si può trovare soluzioni, qualcosa si può fare per migliorare anche in Veneto, però attenzione che tutte le soluzioni pongono problemi. E della serie, non si può volere la botte piena e la moglie ubriaca. Cioè, le due cose non posso ottenere perfetto equilibrio nei seggi ai partiti e perfetto equilibrio nei seggi ai territori. Chiuso e morta lì. Come faccio a garantire la governabilità? La soluzione italiana è il premio di maggioranza. Come voi sapete, c'è il premio di maggioranza, in alcuni casi, come la Toscana, una garanzia alle minoranze. E la selezione dei candidati, appunto, bloccate o non bloccate. Andiamo a vedere la Camera dei Deputati, così, e la Regione Veneto, e poi chiudiamo. Camera dei Deputati, sistema elettorale misto, parte proporzionale e un terzo collegi uninominali. D'accordo? Vale sia per la Camera che per il Senato, uguale. Ampiezza delle circoscrizioni. 28, ce ne sono di grandi o di piccole. Perché è importante l'ampiezza delle circoscrizioni? Ma non solo per quello, perché più le circoscrizioni sono piccole e magari assegno i seggi in circoscrizione, più ci vogliono voti per eleggere uno. E diventa la soglia implicita l'ampiezza della circoscrizione. In Italia il problema non esiste perché la prima assegnazione seggi è fatta a livello nazionale. Quindi (245) eletti col metodo proporzionale sono eletti a livello nazionale, quindi c'è il massimo di proporzionalità. Poi l'assegnazione sotto diventa tutti i problemi relativi. 147 collegi uninominali, ok? Se voi sommate 147 più 245 più 8, fate 400. È vero o no? No. Ok. Quanto grandi sono i collegi plurinominali dove il proporzionale hanno da 3 a 8 seggi, però tendenzialmente devono essere intorno alla media. Sono io che li disegno, è sempre una rogna. Cioè non possono discostarsi, devono discostarsi il meno possibile dalla media, cioè da 4. Ok? 4, 5, eccetera. Questo per un problema sempre collegato a come si assegnano i seggi. Quante candidature? Possono essere
tra 2 e 4, rappresentanza di genere 60-40, cioè ogni genere, questa è tutta retorica perché poi fanno, con le pluricandidature e tutto quanto, si può sempre, cioè se fosse vero che le proporzioni sono 60-40, io dovrei avere in Parlamento 60-40. Se non ce l'ho è perché si ragiona. Ultima soglia di sbarramento, vedete c'è una soglia di sbarramento del 3%. Forma elettorale, maggioritario, collegi, formula elettorale dei collegi plurinominali, cioè del proporzionale Hare, cioè numero voti diviso numero seggi. Elezione dei deputati uninominali, eletto il candidato con maggior numero di voti, eccetera. Proporzionale, quelli in proporzione. È una buona legge? Dipende. Dipende da cosa? Dai rapporti di forza elettorali. E cioè, nel 2018 ha prodotto un pessimo risultato, nessuno ha vinto. Vi ricordate, no? Cioè, si sono presentate 3 coalizioni e poi abbiamo avuto 3 formule di governo, no? Una opposta all'altra, proprio perché non c'era la maggioranza. Nessuno è arrivato neanche lontanamente vicino, quindi prima 5 Stelle Lega, poi con 5 Stelle PD, eccetera, eccetera, poi governo tecnico Draghi. Questa volta ha funzionato. Però non è automatico che funzioni. No, questo bisogna sapere. Quindi il giudizio è 6 meno. D'accordo? Cioè, non è una legge particolarmente indovinata. Ci si metterà le mani? Sempre complicato mettere mani alle leggi elettorali, quindi ragionevolmente. Questa è la scheda elettorale con cui si è votato, ve la ricordate? No. Vedete? È interessante. Cioè, tranne quei pochi sadomaso che si occupano di queste cose, le elezioni sono una cosa che scompare. Cioè uno va a votare e poi se ne dimentica, no? Si dimentica totalmente di quello che ha fatto. Questo era il collegio uninominale bloccato, questa è la lista bloccata con i nomi e io potevo fare una X, non potevo fare voto disgiunto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, formule anche complicatissime elettorali, la scheda può essere molto semplice. Ci fermiamo qui e ci vediamo il 17, dove invece ci divertiremo con la legge elettorale veneta e con i giovani. Grazie.